subito. 5, 4, 3. Recuperiamo il confronto Giovani al voto, che purtroppo la prima trasmissione non ha avuto una buona riuscita, perché abbiamo avuto qualche problema d'audio. Peraltro l'audio che è saltato a un certo punto senza una motivazione valida, perché qua funzionava tutto. La seconda trasmissione invece è andata regolarmente, per cui insomma incrociamo le dita e vediamo un po' se vanno. Speriamo bene, se controllerò meglio. Ovviamente salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi un'ora ad aspettarci Matteo Ciuffo di Civica di Giuliana. Ciao Matteo. Buonasera a tutti, ciao Funziona, Luca, quindi ciao l'audio Aldo. funziona. E Aldo Corvassia, che ci ha raggiunto, che ha sostituito Francesco Spanghero alle foto finissima di Natale da riuscire almeno a portare a termine questo confronto. Bentornato Aldo. Buonasera a tutti. Peraltro Matteo lo avremo anche giovedì prossimo, il 29, e Matteo invece, Francesco Spangro, lo recuperiamo il giovedì 5 febbraio, quindi insomma la settimana prima di Carnevale. Partiamo subito a questo punto con Matteo, comunque per poco, CI contro CO, per cui al photo finish parte Matteo. Matteo, partiamo ovviamente sul ticket, sì. 10 euro, 10 ticket, che non è ticket, ma abbiamo detto che si chiamano spese di segreteria, le ha chiamate giusto il sindaco, quindi dal punto di vista statutario si chiamano spese di segreteria, 10 euro. Ovviamente il QR acquistabile online, è utilizzabile dal 18 in poi con serie di agevolazioni per famiglie, eccetera eccetera, per poter poi accedere al carnevale di Muggia. Questo poi ha già prodotto una petizione organizzata dalla giornalissima Tristina, che oggi abbiamo intervistato e mandato in onda. Ha già raccolto quasi 1000 firme, soprattutto tra giovani e giovanissimi, in 3 giorni. La posizione di Idea Giuliana e 5 Stelle su questo tema. Matteo, prego. Allora, ho visto l'intervento della ragazza, la petizione che hanno messo su, e bisogna dire la verità: se effettivamente ci medesimassimo nei giovani, io mi rendo conto che magari 10 euro possono essere una spesa abbastanza importante e onerosa per un ragazzo che vuole fare, diciamo, festa come tutti gli altri in una serata piacevole come quella che può essere il Carnevale di Muggia. C'è anche da fare però, secondo me, un'analisi dei servizi che Muggia deve sostanzialmente fornire alla città in questi momenti di grande festa, perché se è vero che comunque il biglietto non va inteso per i pomeriggi e le mattine, in quanto ci sono i carri e quindi sono esclusivamente per le serate, beh, è proprio in quei momenti della giornata, in quella fascia oraria, che la città deve sobbarcarsi il maggior peso sostanzialmente di sicurezza, servizi da garantire alla cittadinanza. Mi rendo anche conto che 3.000 ticket disponibili possano essere una cifra forse un po' bassa, però credo anche che questo numero non sia campato in aria, ma bensì sia il frutto di un ragionamento logico e sensato dell'amministrazione comunale di Muggia, ovviamente in concorde con la polizia della città, tutto quanto per garantire comunque la possibilità di festeggiare in sicurezza e di garantire un servizio sia di polizia sia anche di servizi come il passaggio delle ambulanze o servizi di protezione per le persone che vogliono divertirsi. Io in primis ho partecipato a questi grandi festeggiamenti negli anni passati, mi rendo conto che spesso, specialmente il servizio di trasporto pubblico, è messo a dura prova, quindi diciamo che una stretta in questo senso, forse non così, questo non lo sappiamo, era necessaria. Prego Aldo. Sì, allora io vorrei far notare che negli anni passati gli stessi servizi e gli stessi costi sono stati affrontati in maniera, diciamo, assolutamente adeguata. La differenza è il problema che si vuole affrontare, ma così come è stato anche fatto notare da molti, sono gli spiacevoli incidenti, episodi di, diciamo, piccole risse, di violenza, sicuramente appunto condannabile. Ma direi, rispetto a un problema del genere, in che modo un ticket da 10 euro può risultare una soluzione? Innanzitutto diciamo, un Maranza, che è tendenzialmente il soggetto protagonista di questi episodi, non sarà sicuramente spaventato da un costo di questo genere.
Ed inoltre, voglio dire, si parla di 3.000 biglietti, quindi 30.000 euro che dovrebbero essere necessari per aumentare la sicurezza. Io credo che sia una spesa, cioè un costo non equilibrato. Quindi, come giustamente ha fatto notare Matteo, è vero che un provvedimento doveva esserci, ma secondo me questo non è quello corretto. Prego Matteo. Allora, sì, è vero che comunque, diciamo, un ticket da 10 euro non limita chi abbia voglia effettivamente di delinquere, questo è vero, però se non altro è un mitigante, se così si può definire, per i flussi veramente, veramente importanti che ci sono all'interno del centro storico della città di Muggia. Secondo me, sì, ripeto, 3.000 può essere una cifra discutibile. Io non sono la persona e non ho sicuramente le competenze e le conoscenze per affrontare un tema così delicato dal punto di vista sociale dei servizi, però ritengo che comunque non sia solo esclusivamente propaganda anti-Maranza, ma sia anche qualcosa che riguarda proprio il cercare di garantire alle persone di Muggia comunque anche delle notti un po' più serene ed essere sicuri che la città al giorno dopo si risveglia ancora intatta, ecco. Aldo. Ma voglio dire, rispetto alle grandi folle, io credo che come fattore non sia significativo, scusatemi, rispetto a questi episodi di violenza, perché che ci siano 3.000, 10.000 o 20 persone, se tra questi vi sono dei violenti, degli episodi conseguenti, spiacevoli, avverranno in ogni caso. Rispetto alla gestione delle folle, che prendendola come problema in sé, io direi che avrebbero dovuto assumere degli approcci riguardo alle viabilità, modalità di distanziamento, suddividere la folla in vari blocchi, sicuramente non ridurre in questo modo il numero totale di posti. Benissimo, perfetto. Molto veloci, quindi insomma veloci e rapidi, perfetto, così possiamo andare a dormire presto. Passiamo con la seconda domanda. Aldo, ovviamente da Banca Carnevale passiamo alle province, la questione delle province che è stata decisa e votata come ultima votazione al Senato ieri e si dovrà probabilmente andare a votare nel 2027 con le elezioni comunali e le politiche. Ora da capire se sarà un election day oppure si voteranno in maniera distinta in due date diverse, perché si rischia di avere 4 o 5 schede, poi si rischia di incasinarsi completamente, per cui insomma poi uno sbaglia la rossa con la verde, poi uno magari mette di piazza a presentare pubblico, come è successo, non si capisce più niente. Salutiamo il sindaco, insomma, speriamo abbia risolto i problemi tecnici. Aldo, cosa ne pensate intorno alle province? Siete favorevoli o contrari? Che compiti secondo voi dovranno avere se i medesimi rispetto a quelli di qualche anno fa o diversi? Il sistema elettorale secondo voi dovrà essere il medesimo oppure come qualche altra città che dovrà essere un ente di secondo livello, per cui un ente che soltanto i vari sindaci oppure gli assessori potranno valutare, e soprattutto se il tema delle questioni delle province è un tema che appassiona e interessa ai giovani, cioè se vedete i vostri coetanei che passano i pomeriggi allegramente invece che giocare a PlayStation o guardare Netflix a discutere delle province. Ovviamente una provocazione questa. Vai Aldo. Allora, rispetto al ritorno delle province, lo dico chiaramente, il movimento si pone in maniera essenzialmente contraria. Questo perché gli oneri delle province, che sono nella maniera più sostanziale la viabilità e l'edilizia scolastica, al momento sono ricoperti dalle EDR, dai enti di decentramento regionale. Questi enti sono degli uffici regionali non elettivi, il che permette da parte del personale della regione di consegnare, sì, dare questi oneri a personale specializzato, ed essenzialmente questi EDR stanno gestendo le varie problematiche associate a questi ambiti in maniera essenzialmente efficace. Adesso, che cosa per noi, per il Movimento 5 Stelle, che cosa significa la riproposizione delle province? È essenzialmente soltanto un modo per dare delle poltrone a quei candidati che non sono stati eletti in regione, per esempio. Questo significa un aumento della burocrazia, dei costi, un nuovo strato di gestione
del territorio e essenzialmente soltanto problemi. Adesso che le DR entro certi termini ovviamente abbiano delle difficoltà, è vero, ma in realtà rispetto ai problemi che affrontano sono, nella maniera più generale, sono efficaci e si dovrebbe, se ci sono delle problematiche, lavorare migliorandoli. Matteo. Allora, io parto dalla tua ultima domanda, quella provocatoria, e poi mi rispondo ad Aldo. Allora, sinceramente non credo che i nostri coetanei passino i pomeriggi a sprizzetto e province, ma penso più che altro che i temi che appassionano i giovani in tema di politica siano magari i grandi temi del nostro paese, o addirittura, come vediamo in questo periodo, la geopolitica molto destabilizzante. Ecco, questo secondo me è ciò che fomenta veramente l'animo a voler partecipare alla vita pubblica ed esserne, diciamo, membro attivo. Poi, diciamo, i giovani hanno sempre quella spinta in più e quella carica che ci vuole, ecco. E detto questo, Civica Idea Giuliana invece si pone molto a favore di questo nuovo poi, di questo ritrovato organigramma della nostra regione, in quanto le province sono uno strumento necessario per operare su tutto il territorio e soprattutto a rappresentare il territorio in maniera efficace. Bisogna comunque fare un'analisi molto accurata di quello che è il territorio della Friuli Venezia Giulia, cioè peculiare non solo per la sua orografia e la sua differenza a livello naturale e storico, ma anche e soprattutto culturale e linguistico. Ecco, questa differenza demografica di culture, come dicevo, e lingue ha bisogno di una sua rappresentanza, una rappresentanza che, come è stato detto, sarà elettiva, a differenza delle altre regioni d'Italia, dove le province sono istituite dal Consiglio. Qui invece ci sarà proprio la possibilità, e non è solo una questione di poltrone, come il Movimento 5 Stelle, ma anche ho sentito Stefano Patuanelli vuole, diciamo, dargli questa declinazione, ma è più invece una ritornare a quello che era un'organizzazione sensata e bilanciata del territorio del Friuli Venezia Giulia, dove praticamente la regione, il Consiglio regionale, si pone come sovrintendente al territorio, e invece la provincia opera in maniera capillare in tutte quelle che sono le necessità e i servizi. Quando le province sono state, diciamo, eliminate, al loro posto sì sono subentrate le DR, ma non solo, anche altri enti come l'ente regionale per il patrimonio culturale, sono enti che hanno dovuto in qualche modo, passatemi il termine, smezzarsi quelle che sono le manutenzioni, le gestioni del patrimonio edilizio, appunto come diceva Aldo, strade, scuole, ma è anche passato qualcosa direttamente sotto gli uffici di direzione della regione. Ecco, adesso voi immaginatevi all'interno di una progettualità all'interno della nostra regione doversi confrontare con tre enti diversi e farli lavorare contemporaneamente. Ci rendiamo conto della difficoltà sia economica che tempistica? Beh, io credo che quindi se mettessimo su una bilancia il peso economico che hanno alla fine un piccolo gruppo di nuovi politici consiglieri provinciali contro tutto quello che si perde nell'avere una gestione così diversificata, beh, vince secondo me ovviamente un consiglio provinciale. Aldo, per la replica. Sì, ma io ho fatto notare anche prima che la burocrazia rispetto alle EDR è, diciamo, meno stratificata, meno complessa, più snella rispetto a quella delle province. E allo stesso modo diciamo, il funzionamento degli uffici e anche ovviamente l'approccio pratico ai problemi. Quindi non è vero che appunto proporre le province risolverebbe gli attuali problemi che entro certi termini vi sono di macchinosità burocratica. Inoltre vorrei far notare che i problemi che affrontano le province sono, come ho detto prima, quelli della viabilità e dell'edilizia scolastica. Adesso la viabilità al momento è gestita da un ente regionale e questo è anche sensato perché le strade è più semplice poterle gestire tramite dei fondi consistenti, dei quali il Friuli Venezia Giulia fortunatamente gode, è appunto un problema da poter che si può gestire in maniera generale, completa. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, non capisco in che modo la stratificazione, l'individuazione di uffici più particolari rispetto a quelli attuali delle EDR potrebbe risolvere i problemi e le difficoltà che attualmente, devo dire, sono più gravi rispetto a quelli della viabilità.
Per quanto riguarda la rappresentanza culturale delle varie realtà presenti in regione, è sicuramente un aspetto molto significativo, ma non è adempiuto al meglio dai i gruppi provinciali, le rappresentanze, scusate, provinciali. Ci possono essere associazioni che possono svolgere questi compiti in maniera più efficace, più che altro perché si possono dedicare in maniera precipua alla cosa. Matteo, e chiudiamo. Allora, diciamo che comunque noi stiamo facendo, comunque mi viene da dire quasi delle speculazioni su come saranno gestite queste nuove province, perché comunque da quello che ha fatto passare la linea Federica non sarà un ripristino in toto di come erano gestite precedentemente, anzi si parla di cambiare qualcosa, rivedere anche il numero di consiglieri, eccetera, eccetera. Io sì, continuo a sostenere il fatto che invece ci sia assolutamente bisogno dei consiglieri che si rapportino anche con i consigli comunali e che quindi facciano da tramite con quella che è l'amministrazione regionale, per esempio col tema delle scuole. Ci vuole, secondo me, un elemento ponte che non vuol dire esclusivamente più poltrone, più burocrazia, più lentezza, ma vuol dire anche semplicemente più capillarità e più, secondo me, sensibilità ai problemi di un territorio vasto come quello del Friuli-Venezia Giulia. Sono comunque 1.200.000 persone che hanno bisogno, secondo me, di essere servite con servizi regionali al meglio, e questo secondo me è lo strumento migliore, anche se non altro per allinearsi a quelli che sono gli standard delle altre regioni dell'Italia. Perfetto, benissimo. Ci stiamo avendo a conclusione, bravissimi, siete poi in anticipo di 2 minuti, per cui veramente meraviglioso. Per concludere, ovviamente, il borsellino dei candidati sindaco a oggi, quindi 22 gennaio 2026, secondo voi, quindi a meno di un anno e mezzo dalle prossime votazioni per le politiche, però evidentemente, per le comunali, però evidentemente a breve dovremo cominciare, che abbiamo già fatto, ma dovremo ricominciare il secondo giochino che sarà ancora più difficile perché il candidato presidente della provincia sarà soltanto per grandi cultori della materia politica a azzeccare il candidato presidente della provincia, perché come vedete voi non sa neanche bene chi voterà, chi non voterà, cosa farà, addirittura che il candidato presidente della provincia, ma questo qua sarà diciamo l'upgrade che faremo ovviamente soltanto per i nostri aficionados come voi, insomma, che sono belli tosti, che insomma sono dentro la politica e dunque insomma riusciranno anche a dare questa risposta. Ma intanto rimaniamo sui candidati sindaci. Matteo, secondo te chi è il candidato oggi sindaco favorito per il centro-sinistra e altro per il centro-destra? Matteo? Secondo me per il centro-sinistra rimane la terza. Riccardo Aldo? La Terza. Per Io centro-destra? ripropongo Federica come aveva detto la precedente occasione. Benissimo, quindi Federica la terza sta ricorrendo piuttosto frequentemente. Devo dire che comunque il confronto, come hai detto già ieri, anche in quel caso è stato confermato, il confronto al momento che sta avendo più successo sembrerebbe la terza contro Polidori. Questo qua al momento è da quello che sta emergendo dai nostri confronti, per cui comunque in qualche maniera anche voi andate verso questa direzione almeno per il 50%. Grazie doppiamente, ci scusiamo ancora per il problema tecnico di cui non ho ancora ben capito cosa sia successo, ma perché se sta funzionando tutto e non ho cambiato niente, bene così, quindi sarà un problema probabilmente evidentemente di Facebook, mi viene da pensare a questo punto. Matteo Ciuoffo che ritroveremo giovedì prossimo, Civica Idea Giuliana, Aldo Corvasce del Movimento 5 Stelle che troveremo il Movimento 5 Stelle fra 2 settimane con Francesco Spangaro che recupereremo giovedì 5 febbraio. Un saluto a tutti, noi ci vediamo lunedì alle 19.30 perché anticipiamo l'inizio lunedì 19.30 in poi, quindi grande lunedì. Un saluto a tutti e arrivederci. Buonasera.